Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buonasera, bentrovati telespettatori di Panorama Sardo di Tele Sardegna. La settimana scorsa vi abbiamo presentato il Palazzo Doglio a Cagliari. Ci trasferiamo in una delle perle della nostra Sardegna, Villa Simius. Lo facciamo al Pullman Almar Timiama con Stefano Tronci, il direttore. Buonasera direttore, ben trovato in questa splendida cartolina della Sardegna. Siamo pronti alla stagione estiva? Siamo prontissimi, anzi siamo già partiti da più di un mesetto, quindi la stagione per fortuna è una stagione che si prospetta bene. Siamo la prima stagione dove parliamo proprio di stagione nuova rispetto alle passate. Siamo usciti finalmente dal periodo Covid che ci ha visto, insomma, ci ha portato delle grandi difficoltà, soprattutto nel 2020-2021. Il 2022 è stata una stagione di ripartenza dove ancora avevamo, soprattutto nella prima parte dell'anno, degli strascichi dati dal Covid. Quindi diciamo che questa, la 2023, è la stagione dove siamo ripartiti con, diciamo così, le stesse prerogative del 2019. Quindi questa possiamo dire la prima stagione in cui possiamo ritrovarci e fare dei paragoni con il periodo pre-Covid. La vostra ospitalità ha sempre avuto un'attenzione sui residenti, benché i vostri ospiti nella fase centrale della stagione siano internazionali. Avete sempre tenuto questo tipo di range col vostro prodotto o servizio? Assolutamente sì, insomma, il Pullman Almar Timiama è un resort aperto a tutti, assolutamente. Soprattutto nella parte di bassa stagione offriamo la possibilità anche soprattutto ai residenti in Sardegna di poter usufruire dei nostri servizi, di conoscere la nostra struttura. Abbiamo delle tariffe agevolate soprattutto per loro. I nostri ospiti sono assolutamente di livello internazionale, dagli italiani nell'alta stagione soprattutto, ma insomma ospitiamo anche francesi, svizzeri, inglesi. Speriamo presto possano ritornare anche i nostri vecchi clienti abituali dalla Russia e da tutto l'est Europa, che è impattato evidentemente dalle problematiche che tutti conosciamo. Possiamo dire che cosa? La stagione è una stagione viva, si prospetta forse anche un po' sopra le nostre aspettative, vediamo poi strada facendo, insomma, quali saranno poi i risultati finali. Per la Sardegna è stato fondamentale quest'anno anche un incremento sulle stagioni spalla. Posso spoilerare il fatto che voi farete una chiusura leggermente anticipata a settembre, quindi chiuderete il 30 settembre, perché farete un restyling proprio in senso di accoglienza, quindi sulle camere e su quello che è la logistica. Assolutamente sì, quest'anno anticiperemo la chiusura di 2 o 3 settimane per poter permettere di partire con i lavori di ristrutturazione delle camere. È un progetto ambizioso che HNH Hospitality sta mettendo in campo, soprattutto per riqualificare, diciamo, il prodotto, quindi rifare un restyling totale delle camere e non solo.
però non voglio anticipare troppe cose. Sarà importante, non vediamo l'ora di partire già con i lavori. Al momento stiamo lavorando alla realizzazione di alcune camere campione che saranno già a disposizione durante la stagione ai nostri ospiti, che le testeranno per primi e potranno darci già dei feedback interessanti. Direttore, mi permetto di dire, conoscendo la vostra realtà di Villa Simius, che voi avete sempre tenuto a un livello alto anche durante gli anni di pandemia, e in tal senso le chiedo un suo pensiero sulla nuova hospitality della Cagliari e provincia, ma anche della Sardegna, con i boutique hotel. Vorrei un suo pensiero in merito. Beh, Cagliari sicuramente è una destinazione che negli ultimi anni sta crescendo tanto, anche dal punto di vista della città stessa è stata trasformata. Negli ultimi 10 anni sicuramente ha avuto un restyling, pensiamo proprio al centro storico. Sono nate tantissime nuove attività commerciali, dai ristoranti ai pub, insomma tantissime novità. Le crociere hanno portato sicuramente un qualcosa in più, e ovviamente ci servono anche dei posti letto, e boutique hotel sicuramente hanno evidentemente la loro importanza, perché possono portare un target di clientela interessante. È quello che poi, insomma, oltre ad avere la clientela così di tipo, insomma, economica, passatemi il termine, serve anche, insomma, la clientela di alto livello. Ecco. C'è un'attenzione nazionale e internazionale sulle location sarde, e questo è fondamentale anche per il futuro. Assolutamente sì. Dette tante cose belle sulla città di Cagliari, e voglio anche dire che siamo purtroppo ancora penalizzati per la nostra insularità. Parlavo proprio qualche giorno fa con alcuni clienti che hanno notato un problema sui costi dei voli per raggiungere la nostra isola. Purtroppo è impattante, sicuramente su questo dobbiamo ancora lavorare e fare più pressione, perché ne vale la pena raggiungere la Sardegna, ed è giusto raggiungerla con le tariffe adatte. Insomma, se io prendo un treno, evidentemente posso raggiungere qualsiasi parte dell'Europa. Purtroppo il treno via mare ancora non ci va, per cui anche ridurre o, insomma, mettere nelle condizioni una famiglia di affrontare delle spese minori per nave o aereo sicuramente aiuta anche il turista a raggiungerci e a spendere magari qualcosina in più nelle strutture ricettive, e non solo. Approfittando del contesto di questa bellissima giornata, ci ha raggiunto ai nostri microfoni Momo Arzallà, il responsabile dei ristoranti del Timiama. Mister Arzallà, come è cambiato, come è migliorato il gusto identitario sardo nei confronti di un pubblico che abbiamo qui internazionale? Sempre pubblico, sempre più attento. Noi, il nostro cavallo di battaglia è stato sempre mirare i prodotti locali e soddisfare l'esigenza dei nostri ospiti, cioè prepariamo su misure le proprie esigenze, e soprattutto utilizzando prodotti locali, che è meglio dalla Sardegna, e dunque andiamo a costruire, a cucinare il famoso cocktail sartoriale, per dire, il famoso abito su misura. Quindi noi andiamo a interpretare questo concept per soddisfare l'esigenza dei nostri ospiti, che sono abitué, che sono return guest da anni e anni, e quindi costruire il piatto, preparare il drink su misura. Dunque, quindi una accortezza, ma soprattutto una gestione. Ecco, voi avendo un pubblico internazionale, quindi europeo, è noto che la comunità europea sta portando un sacco di regole per i benefici del cibo. Una di queste è l'etichettatura, la qualità, e si partirà poi con delle campagne sul cibo sintetico. Nei prossimi anni ne parleremo ancora tanto, indubbiamente. Il riscontro del cibo autoctono sardo com'è? allora, io per natura voto il chilometro zero, dunque questo non piove. È giusto
per soddisfare l'esigenza e l'appalato delle richieste, perché l'ospite, se viene da noi, ha voglia di scoprire i sapori, i profumi, le curiosità locali, e qui abbiamo un territorio che vanta dei prodotti enogastronomici a livello mondiale. Per fortuna l'amministrazione sia locale che regionale punta molto su questo, e per noi abbiamo sposato questo concept da anni perché è un nostro cavallo di battaglia. Dunque qui noi cerchiamo di offrire sempre prodotti egregiamente sardi, egregiamente locali, e devo dire che ci troviamo molto facile il compito perché abbiamo prodotti di altissima qualità, grazie al clima, grazie al territorio, grazie ai lavoratori, grazie agli imprenditori e soprattutto non dimenticare grazie al nostro staff, anche se staff la maggior parte locale, però anche tanti da fuori. Dunque noi ci occupiamo di loro, formiamo loro, facciamo star bene, gli proviamo anche l'esperienza e la sensazione, dunque ci occupiamo del loro alloggio, ci occupiamo di quello che mangiano e li facciamo star bene, e di conseguenza loro fanno star bene i nostri ospiti. Dunque il nostro ospite, tramite i nostri welcomer che sono gli ambasciatori, noi ci occupiamo molto bene di loro, loro ci occupano degli ospiti, offrendo questa esperienza indimenticabile dove la gente se la porta a casa, tornano, parlano di noi, di loro, parlano bene, dunque quindi un'ospitalità esperienziale. Il tempo a nostra disposizione sta per scadere. Prima di dare la linea alla regia, le chiedo qual è la richiesta più particolare, più simpatica che ha ricevuto in questi anni? Ma le richieste simpatiche ne abbiamo veramente tante, cioè noi per esempio ci capita spesso e volentieri che organizziamo cene su misura che possono essere a riva al mare per 2, per 3, per 4, per richieste di matrimonio, per anniversari, per celebrare un'occasione importante. Oppure anche al nostro ristorante Sutea, molto intimo, una vista mozzafiato. Dunque andiamo a costruire, torniamo al discorso su misura, su richiesta del prodotto da A a Z, e uso il termine, lo facciamo star bene, lo facciamo godere a tavola. Dunque questo è un nostro concept e quello che hanno tutti anche i nostri operatori. E vedo clientela meravigliosa, cornice splendida, per noi è veramente un gioco facile. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane.
Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Sì, grazie della linea. Nella splendida cornice di Villa Simius, il Team Yama con Coldiretti, direttore, il secondo forum dell'agricoltura, fortemente voluto come il primo, per parlare non solo della filiera economica sarda e nazionale. Sì, diamo una proiezione completamente diversa, nuova, al di fuori di quelli che sono i tempi della politica, che hanno i tempi del mandato, per cui 3-5 anni di programmazione. Abbiamo voluto dare uno sguardo a ciò che sarà la Sardegna fra 15 anni, fra 13 anni, quindi al 2035, per capire come i nostri esperti, esperti di politica, esperti di mondo del sociale, vedranno la Sardegna del futuro al 2035 in una Sardegna sempre più fondamentale al centro del Mediterraneo, quindi degli scambi globali col Nord Africa, tra Europa e Nord Africa, e capire che cosa succederà. Abbiamo verificato insieme quelli che sono i dati dell'evoluzione della popolazione nel mondo, scoprendo delle cose tristissime. Al 2035 vedremo, probabilmente perderemo già 300.000 persone di popolazione in Sardegna, chiaramente tutte nell'interno, che significa chiusura dei paesi. La domanda è: c'è un modo per andare in controtendenza? Le controtendenze che bisogna programmarle oggi perché abbiano risultati fra 15 anni. Ecco, ne abbiamo parlato insieme con dei risultati straordinari. È importante questo perché, devo dire, se ne parla davvero poco. Le dinamiche di Coldiretti, le dinamiche del forum, ma soprattutto le connessioni che si stanno creando in questo periodo per risolvere le problematiche. Voi cercate di comunicare al 100% a che punto siamo col cibo sintetico, con le etichette nocive e tutto quello che riguarda il comparto delle produzioni, e mettiamoci purtroppo dentro anche il cambiamento climatico. Proprio da quello che dicevo prima, il fatto di avere una popolazione mondiale che aumenta significa avere necessità di cibo. Cibo significa coltivazioni, non solo cibo sintetico, perché probabilmente non riusciremo a contrastarlo, però noi crediamo su queste modalità e crediamo in una Sardegna sempre più protagonista per il futuro del cibo. Ma per fare questo dobbiamo aprire dei forum importanti che sono tematiche di questi giorni. L'acqua, chi avrà l'acqua in futuro sarà veramente il padrone del mondo. L'energia, quindi cibo, energia, acqua e trasporti saranno quelle che, diciamo, possono essere le direttrici del futuro, accompagnati dalle grandi tematiche etiche: come produrre cibo, come produrre acqua, come produrre anche l'energia e come gestire i trasporti. Non sono più solo tematiche di carattere economico, ma rappresentano per la Sardegna anche delle tematiche etiche, anche alla luce di quella che sono gli obiettivi del 2030, dell'Agenda 2030, cioè i 17 obiettivi che guidano in qualche modo l'agenda europea. Prima di lasciarla ai lavori del forum, che saranno 2 giorni qui dove vi confronterete a 360 gradi, le chiedo i prossimi appuntamenti di Coldiretti.
prossimi appuntamenti di Coldiretti, come al solito, sono variegati, sono tantissimi, ci troverete certamente in mezzo ai nostri mercati, ma anche con delle attività sempre più puntuali di confronto e di stimolo anche per il sistema agricolo. Avremo un luglio già nelle Marche con un grande villaggio di Coldiretti, quindi con una socialità che incontrerà il territorio, ma qualche sorpresa ve la riservo, insomma, per il mese di luglio, perché stiamo organizzando un meccanismo di valorizzazione cibo, acqua e musica da portare insieme un po' sui territori della Sardegna. Ha raggiunto le nostre telecamere durante il forum anche l'amministratore delegato di Sardinia Post. Quanto è importante la comunicazione da un punto di vista non solo regionale, nazionale, ma le connessioni per quanto riguarda Coldiretti, il cibo, voi avete sempre un'attenzione da questo punto di vista? Ma è importante sicuramente perché oggi si parlerà di filiere. Le filiere diciamo, per noi si chiudono poi con la messa in vetrina dei prodotti, perché chiaramente ci sono delle belle storie da raccontare che partono dal lavoro che fanno le persone, quindi produttori, distributori, poi bisogna arrivare al consumatore, che è poi quello che apprezza naturalmente le produzioni locali, e in molti casi il produttore diciamo, raggiunge il consumatore attraverso azioni di comunicazione, quindi che non sono solamente quelle di pubblicità classica, ma raccontare una storia per esempio è un ottimo diciamo, strumento per poter arrivare al consumatore finale, insomma, quindi. Voi sul vostro magazine avete fatto un proprio vero reportage di un tema di attualità, l'avvento del cibo sintetico, appunto le filiere, ma la qualità dei prodotti regionali, in questo caso la nostra Sardegna. Sì, devo dire che è un tema che negli ultimi mesi ha preso un po' banco e Coldiretti in prima persona ha fatto una raccolta firme contro diciamo, il cibo sintetico, per cui noi abbiamo un po' preso al balzo questa tematica, abbiamo cercato di non solo raccontare come viene prodotto e quindi dare anche una interpretazione scientifica poi alla produzione, ma di contro abbiamo anche raccontato che ci sono centinaia di prodotti locali, tradizionali, che sono inseriti in un elenco, i cosiddetti PAT, quindi abbiamo tra virgolette messo in contrapposizione appunto il futuro, che è questo del cibo sintetico, che è un po' rischioso o comunque è ancora inesplorato rispetto al lavoro che tutti i giorni fanno i produttori e che da centinaia di anni producono il pane, il formaggio con le tecniche, insomma. Quindi questo è quello che raccontiamo, insomma, insieme ad altre tante cose, insomma. Le chiedo, prima di lasciarla ai lavori del forum, quanto è importante la comunicazione, soprattutto quella comunicazione che arriva ai cittadini. Voi lo fate da anni, lo fate molto bene, lo fate sia web che col magazine cartaceo, ma soprattutto lo fate in una chiave di identità. Sì, diciamo che è importantissimo. È importante poi stabilire con i nostri inserzionisti, insomma, anche un rapporto diretto, per cui ci piace anche con loro fare insieme le pianificazioni, capire quali sono le esigenze, dare riscontro, insomma, che è la cosa principale, perché poi alla fine un cliente deve naturalmente essere contento di quello che fa con noi, per cui questo è quello che facciamo. E sempre qui nella splendida cornice di Villa Simius, il secondo forum Coldiretti. Ci ha raggiunto il Presidente, un forum fortemente voluto per discutere sempre delle problematiche dell'agricoltura. Sì, oggi abbiamo invitato, oltre alla classe dirigente, degli imprenditori seri dell'agroalimentare, perché oggi andremo a costituire quello che è il comitato promotore di Filiera Sardegna. Siamo convinti che abbiamo una qualità eccellente che va valorizzata, e il modo per poterla valorizzare è sicuramente quello da ragionare da filiera, dove ognuno delle catene abbia il giusto valore, e proviamo a mettere le basi per questo con un po' di esperienza, avendo fatto anche degli sbagli nel tempo, ma con la volontà di far crescere il settore e non navigare a vista, ma programmare quello che sarà il futuro dell'agricoltura sarda. Presidente, possiamo dire che la filiera è proprio il cuore pulsante di quello che è il comparto. Le problematiche sono tante, sono state tante in questi mesi, il giro di boa dopo un anno, perché questo è il secondo forum.
vediamo molta coesione da parte di tutti i vostri consorziati. Sì, tra l'altro questo forum coincide anche col periodo dei rinnovi di sezione e tantissimi giovani, tantissime persone, anziani, il movimento femminile, ragazze, quindi tutti si stanno avvicinando al mondo Coldiretti. Questo ci fa enorme piacere perché c'è fermento, c'è voglia di essere protagonisti nel programmare il proprio futuro. Come sempre avete fatto una scaletta molto performante, molto di impatto e soprattutto di qualità. Le chiedo, in questo momento non bisogna abbassare la guardia sul fronte cibo sintetico, etichette di qualità, cambiamento climatico. Assolutamente, queste sono tematiche attualissime, lo respiriamo ogni giorno, sembrano dei problemi lontani ma in realtà bussano già alle nostre porte ed è fondamentale essere coesi e portare dalla nostra parte i nostri alleati principali che sono i consumatori, quelli che usufruiscono poi del nostro lavoro che è il cibo. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu. Vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Heart is a balloon, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day, sky falling.
broken by cloud. See the tuna fleets clearing the sea out. See the bedroom fires at night. See the oil fields at first light. And see the bird with a leaf in her mouth. After the flood, all the colors came out. It was a beautiful day. Don't let it get away. Beautiful day. Touch me. Take me to that other place. Release me. I know I'm not a hopeless case. What you don't have, you don't need it now. What you don't know, you can feel it somehow. What you don't have, you don't need it now. Don't need it now. It was a beautiful Cinquantesimo di Confapi Sardegna, perché penso che sia un traguardo storico, un'associazione che rappresenta le piccole e medie industrie del territorio, piccole e medie industrie che hanno dimostrato soprattutto negli ultimi anni la loro importanza nello sviluppo del sistema paese e anche nel sistema di sviluppo dell'isola. La resilienza, la flessibilità, la voglia di andare avanti, di non guardare solo a volte numeri economici, ma considerare il dipendente come un asset strategico della propria azienda. Penso siano tutti elementi che hanno contribuito a far sì che il nostro sistema stia diventando sempre importante nello sviluppo di questo Paese. Ed è per questo che anche nei rapporti con il governo chiediamo sempre maggiore attenzione, semplicemente perché noi siamo quelli che stanno contribuendo per davvero a rendere questo Paese il Paese che ha avuto i tassi di crescita più alti di PIL negli ultimi anni. Giusto dare importanza alla grande industria, ma non dimentichiamoci che oltre il 90% delle aziende è costituito dal nostro sistema di piccole e medie industrie. Quando ci fu l'abolizione della scala mobile, ci fu quasi un conflitto sul pagamento di un punto di contingenza, dei decimali di un punto di contingenza. Confindustria era totalmente contraria che quello 0,6 diventasse un punto 8.000 lire e venisse erogato. E questo coinvolgeva tutte le imprese, tutte le associazioni di imprese a livello nazionale. Il contatto con l'allora presidente di Apisarda, Angelino Rappetti, ci portò a fare una riflessione, ma noi dobbiamo creare un conflitto per 8.000 lire. Ho detto, ma noi possiamo fare a livello locale, a livello regionale, un accordo, organizzazioni sindacali e in tal caso Apisarda, che risolve questo problema con l'accettazione del pagamento del punto di contingenza degli 8.000 lire. Sembra una cosa banale, però ci permetteva, primo, di creare un rapporto che metteva da parte i principi sacri per cui decido io le retribuzioni, quel punto non vi spetta, che avrebbe inciso in termini irrisori relativamente al costo del lavoro, e metteva in evidenza però anche il concetto che le piccole e medie imprese avevano relativamente al rapporto con i propri dipendenti. La cosa più semplice che veniva detta era: ma io posso correre il rischio che mi si fermi un cantiere con uno sciopero che mi creerà di gran lunga più danni delle 8.000 lire che dovrò dare per questo punto di contingenza. Quello fu l'unico accordo fatto in Italia per risolvere quel problema. E già questo spirito di non collaborazione, ma di ricerca di soluzioni anche ai problemi più semplici, fu un elemento che mi portò ad accettare la proposta che mi viene fatta. Sono stati 8-9 anni importantissimi dal punto di vista umano e dal punto di vista professionale. Dal punto di vista umano perché le piccole e medie imprese trovano nell'imprenditore una persona che ha anche un rapporto particolare con i suoi dipendenti. Cioè privarsi di un dipendente non è una cosa semplice, non è come nella grande industria che le centinaia o le migliaia di lavoratori in un meccanismo che talvolta comporta una riduzione dell'organico diventano dei semplici numeri.
quando qui c'era l'esigenza di ridurre perché terminavano i lavori o perché si riducevano le richieste di produzione, per molti era quasi doloroso, perché c'erano lavoratori con i quali si operava insieme da anni. E soprattutto poi uno degli aspetti fondamentali di Apissarda era quello del servizio, cioè se io ho un'associazione a cui si rivolgono gli imprenditori, è evidente che io devo fornire loro dei servizi, si pagava anche una quota, se no l'associazione non poteva certo sopravvivere. È il nostro compito fondamentale, il compito poi di tutti i collaboratori con i quali si è instaurato un rapporto che continua nel tempo. Sono passati 25 anni e ti sei ritrovato sul palco in occasione di questi festeggiamenti. Sì. Sì, mi sono anche commosso perché ci sono i rapporti umani che non invecchiano, ecco. Magari poi si devono interrompere, però tu ritrovi, lo dicevo prima, durante la manifestazione, la premiazione, giovani imprenditori che hanno sostituito i loro genitori, che sono diventati imprenditori di successo, che mandano avanti la loro società, che diversificano, che la potenziano, creano ricchezza e che hanno sempre un rapporto più che positivo con i loro dipendenti. Devono affrontare le crisi ricorrenti che si presentano. Negli ultimi anni sappiamo che cosa ha significato in quasi tutti i settori, e hanno però la capacità, la forza anche di stringere i denti, di rinunciare a qualcosa per far sì che non si disperda un capitale umano quale quello dell'impresa con i propri lavoratori. Enrico Gattermeier è stato uno dei fondatori della Pissarda, la radice da cui poi è nata Confapi. Siamo con Giacinto Gattermeier, che è stato uno dei premiati in questo cinquantenario, quindi una storia che conosce benissimo perché l'ha vissuta dal 1973. Sì, mio babbo è stato tra i soci fondatori dell'API insieme ad altri amici che abbiamo visto in foto prima. Io invece sono stato tra i fondatori del gruppo Giovani all'età di 20 anni e ho cominciato a respirare l'aria dell'associazione sin da giovane età, fino a quando poi ho percorso e ricoperto alcune cariche. Sono stato presidente di delegazione per diversi anni e devo dire che per quanto mi riguarda è stata un'ottima palestra sia di vita che di impresa, perché insomma respirare l'impresa e l'associazionismo sin da giovani è stato per me sicuramente un grande vantaggio. La Gattermeier è una delle grandi imprese del settore elettrico nell'isola. Quali sono i vostri problemi in questo momento? Ma i nostri problemi principali in questo momento sono ricoperti dalla ricerca di personale qualificato. È un periodo molto particolare del mercato, non soltanto del nostro nel caso specifico, ma in generale, in cui tutti i settori si sono riavviati e il problema principale delle aziende è la mancanza di manodopera specializzata. Siete anche impegnati in una fase storica che è quella della transizione che riguarda il trasferimento elettrico con fonti rinnovabili. Sì, assolutamente. Noi siamo impegnati in diversi investimenti privati nel settore delle fonti di energia rinnovabili, soprattutto nel fotovoltaico e nell'eolico, con la costruzione di grandi parchi, soprattutto nell'area di Macchiareddu, ma in tutta la Sardegna. È un settore in grande sviluppo. E per quanto fa riferimento alla delegazione di Oristano di Confapi, abbiamo il nostro ospite Mauro Contini, da quest'anno presidente del consorzio della Vernaccia. Com'è nato questo matrimonio di intenti con Confapi? Beh, la nostra è un'azienda storica sarda e storica nel legame con Confapi. Siamo presenti, questo sodalizio è nato nel 1994, quindi sono quasi 30 anni che Contini collabora con Confapi e grazie a Confapi abbiamo avuto una buona crescita, un bello sviluppo. Questo è stato un anno veramente speciale, quello della ripresa assoluta dopo tanti problemi sotto il profilo commerciale per le esportazioni, ma soprattutto con progetti importanti per il futuro. Beh sì, abbiamo tanti progetti che stiamo sviluppando, veniamo da un periodo abbastanza particolare, 2 anni di Covid, un anno di problematiche legate agli approvvigionamenti e all'aumento notevole dei costi. Diciamo che il 2023 è un anno sicuramente positivo, speriamo adesso nell'estate, che comunque è il periodo
più importante. Ripeto, stiamo portando avanti dei progetti importanti per quanto riguarda sia l'azienda Contini, quindi legati soprattutto al discorso accoglienza, che sappiamo benissimo il futuro, ma anche legato a progetti extraaziendali, come ad esempio il consorzio di tutela della vernaccia. Un altro punto di riferimento che riguarda la vostra azienda, forse tra i primissimi nel settore dell'enologia sarda, l'ecosostenibilità del lavoro. Beh sì, è una parola cardine per il futuro. Sappiamo tutti che l'approccio delle aziende deve essere sempre più sostenibile da un punto di vista ambientale ma anche economico, quindi ridurre gli impatti verso l'ambiente è sicuramente un obbligo per le aziende, andrà sviluppato in modo netto e deciso nel futuro. Un'ultimissima cosa che riguarda l'attualità di questo 2023, gli irlandesi hanno voluto dalla Commissione europea al retto le sorti di Confapi. Che esperienza è stata, Presidente? Fare associazione è una cosa bellissima. È una cosa bellissima perché lo fai insieme a persone come te, che la pensano come te, a persone che credono, in questo caso, in una Sardegna migliore, e quindi è sicuramente un'esperienza che ti dà tantissimo. Un'esperienza che gli ha regalato tantissimi chilometri avanti e indietro da Pozzallo a Cagliari. Sì, chilometri tanti, molte notti insonni, però abbiamo raggiunto anche dei grandi obiettivi. Ecco, qui sei 5 anni e mezzo a livello di uomo impegnato nell'impresa, che cosa le hanno insegnato? Beh, intanto mi hanno insegnato, aver incontrato grandi imprenditori mi ha insegnato che essere imprenditore è una grande cosa, è una grande virtù che bisogna coltivare, bisogna sicuramente educare e sostenere. Quindi è sicuramente stato un'esperienza importante. Con Mauro Contini abbiamo parlato di vino, di enologia. Con il Presidente parliamo del settore turistico, annata 2023. Tutti dicono sarà l'annata del record dei record. Ma io penso che bisogna andare cauti, perché comunque vendiamo ovviamente un prodotto di lusso che è quello della vacanza, e quindi dopo tutti questi anni di sacrifici credo che bisogna andare cauti. La Sardegna continua, grazie al cielo, ad essere attrattiva, l'imprenditore turistico sardo continua ad essere bravo, e tutto questo porta a sperare bene, però insomma io sono positivo, sì, però con cautela. Ed eccoci con Pietro Murru, che rappresenta il settore delle costruzioni, con Edilcassa. Abbiamo avuto i dati della CNA la scorsa settimana, un report che ci ha parlato di un 2022 che è stato straordinario, addirittura una crescita del 40%, di cui il 62% è dovuto al super bonus 110%. Ma da ora in poi che cosa succederà? Da ora in poi dobbiamo sperare nel consolidamento, ci sarà una stabilizzazione perché molti cantieri sono partiti e quindi avranno ancora delle lavorazioni da ultimare, nel mentre ci sarà un piccolo raffreddamento anche nell'edilizia abitativa dovuto al fatto che stanno salendo i tassi dei mutui, però diciamo che l'edilizia è un settore in forte corsa, ci sarà un rallentamento ma non è previsto che ci siano grosse diminuzioni. Voi avete il termometro della situazione. Nel 2022 le ore lavorate di quanto sono aumentate? Sono aumentate di oltre il 20% le ore lavorate, poi la produzione è salita anche perché i prezzi, dovuti al fatto che il 110 i prezzi erano prezzi buoni, per cui è salito molto di più il fatturato, però anche le ore lavorate hanno avuto un boom che è tra il 20 e il 30%. Il direttore quindi è positivo per il futuro? Io sono positivo anche perché le noti, come dire, buie del 2007-2008 sono ormai alle spalle. Il settore dell'edilizia è un settore in grande trasformazione, ma ci sono le nuove sfide che riguardano l'efficientamento energetico delle abitazioni,
ma c'è tutto un discorso infrastrutturale che partirà con i fondi, diciamo così, europei, il piano di sviluppo e resilienza, per cui sono molto positivo anche per il futuro. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte miele, cioccolafette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene. Meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. È il momento di Katiuscia Muscas che rappresenta le donne di Confapi. Questo è qualcosa di molto recente, così come molto recente è stato un premio di livello internazionale per la vostra attività. Sì, allora, il premio internazionale è quello delle Tecnovisionarie 2023 che si è tenuto a Roma circa 10 giorni fa e praticamente ci ha visto protagonisti non solo a livello italiano ma anche a livello internazionale per questo premio dovuto all'innovazione. Noi ci occupiamo di fotovoltaico, ci occupiamo quindi di green ma anche di digitale. Per quanto riguarda il green facciamo anche l'idrogeno e l'e-fuel e infatti siamo stati premiati proprio per questo motivo. Il digitale e il green sono praticamente due binari di uno stesso treno. Questo nuovo incarico di rappresentare le donne nella piccola e media industria regionale? Allora, è una novità in senso di presidenza, però sono 13 anni che frequento la Confapi e ho sempre rappresentato le quote rosa in mezzo ai miei colleghi che erano quasi tutti maschi dirigenti. Sono molte le donne in Confapi? Allora, le donne in Confapi sono moltissime, però nella dirigenza sono pochissime. Infatti ho accettato questo incarico non perché voglio fare un gruppo di sole donne, ma perché voglio portare le donne alla vera dirigenza e a fare il front. Quindi non solo le presidenze, ma a rappresentarci al meglio e cercare di costituire nuove aziende e di rappresentare invece aziende dove sono amministrate da donne e portarle alla presidenza o alla rappresentanza principale. Quindi l'obiettivo adesso è la presidenza di Confapi? Da parte mia assolutamente no, perché gli impegni di lavoro sicuramente non me lo consentono. Diciamo che l'obiettivo di Confapi Donna, o meglio
aver accettato la mia carica di presidente a Confapi Donna è quello di reclutare tante donne imprenditrici. La Sardegna è ancestralmente caratterizzata da famiglie matriarcali e non solo tutte le famiglie ma anche l'impresa hanno praticamente una direzione interna dove la donna è molto incisiva, molto presente e soprattutto determinante nella riuscita delle aziende. Quindi io quelle vorrei portarle tutte in associazione al fine di poter creare reti di imprese, associazioni temporanee di imprese e consorzi per poter realizzare tutti i lavori che verranno finanziati dal PNRR, che è già solo il nome, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come se fosse un appello alle donne. All'interno della Confapi, che ha compiuto 50 anni, c'è un'organizzazione che si cura esclusivamente del settore delle costruzioni ed è l'ANIEM. Il presidente regionale Andrea Virdis, con il quale abbiamo fatto una bella chiacchierata 2 mesi fa, e in quella chiacchierata si parlava dei grandi problemi che ha il vostro settore nel tentare di recuperare importanti crediti legati al superbonus. Allora, innanzitutto dobbiamo essere fieri di aver compiuto i 50 anni e il mio auspicio è di compierne 100 e 150. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è una struttura dietro e c'è una tutela, no, a favore di quelli che noi rappresentiamo. Ecco perché alziamo la voce per le problematiche del 110 e non solo del PNRR e non solo del piano case e di tutto quello che serve nel comparto delle costruzioni. In quanto a presidente io rappresento, difendo quello che è la categoria, ma altrettanto importante è la struttura, perché non siamo da soli e questo è una cosa grandiosa, forte e che mi rincuora, perché c'è un apparato dietro che lavora dalla provincia, la regione e al nazionale, tant'è che oggi e per la prima volta ci hanno dato un compito molto grande, è stata svolta una giunta in Sardegna e questo vuol dire che la Sardegna ha un peso specifico anche a livello nazionale. Però io sono curioso, rispetto a 2 mesi fa, queste aziende che rischiavano di fallire avendo un portafoglio carico di crediti, a che punto sono? Diciamo che il comparto è ancora ingessato, perché il problema non è tanto nostro, il problema è politico. Dall'altra parte, anche se noi abbiamo chiesto udienza al prefetto, abbiamo chiesto udienza a tutte quelle che sono le figure che potevano sbloccare, che devono sbloccare comunque quello che è il problema del 110, ancora oggi per certi aspetti è ingessato. Stiamo portando avanti noi adesso un altro apparato, cioè che sostituisce, diciamo, tra virgolette, le banche e in qualche modo forse, questo però dipende sempre dai nostri iscritti e dalle aziende, anche in base al grado di difficoltà, riusciamo a riprenderci e a riconquistarci i nostri crediti che sono ingessati e fermi nel cassetto fiscale. Delegazione di Sassari, siamo con Maria Grazia Piras, che è stata anche assessore dell'industria della Regione Sardegna per 5 anni consecutivi. In questa giornata abbiamo ritrovato una Confapi unitissima da una provincia all'altra. Sì, una Confapi che mi sembra che rinasca. Era un'associazione straordinaria che esercitava la lobby nei confronti del potere politico, propositiva, una lobby propositiva. Oggi la ritroviamo con un nuovo presidente regionale, una nuova voglia di fare. Io mi auguro che questo sia anche una spinta per tutta l'economia della Sardegna. Dottoressa Piras, cosa ha portato dietro dall'esperienza al vertice dell'assessorato all'industria di questi 5 anni trascorsi in quegli uffici? Che è difficile fare l'assessore regionale, molto difficile, perché nonostante l'impegno ci sono delle forze contrapposte che non agevolano il risultato, però tuttavia ho capito che lavorando si riescono a ottenere comunque dei risultati. Il nodo si chiama burocrazia?
È un vecchio problema. Ho fatto la tesi sulla pubblica amministrazione, quindi è una cosa che conosco benissimo. Il nodo è proprio la burocrazia. Lo dicevo dall'esterno, da quando difendevo gli interessi degli imprenditori, bisogna cambiare la burocrazia, e lo dico ancora di più dall'interno, da assessore. Se non cambiamo la capacità, la capacità no, perché poi in realtà ci sono dei dirigenti, dei funzionari veramente bravi. Bisogna cambiare la mentalità della pubblica amministrazione, solo allora riusciremo davvero a cambiare la regione e a cambiare anche un po' l'Italia. Un'ultimissima cosa, lo stato di salute dell'economia imprenditoriale nel Sassarese. Difficile, molto difficile. Molto difficile, è come una macchina che non riesce a rimettersi in moto. Ecco, io le ho fatto questa domanda per il fatto che si parla sempre di una Sardegna sbilanciata verso l'area metropolitana di Cagliari, però questo sbilanciamento molte volte è dovuto a chi è imprenditore nelle varie province. Ma un po' è questo, che ci sia uno sbilanciamento nell'attenzione della politica verso il Nord Sardegna, questo è indubbio, e alla fine incide questo, alla fine incide anche sulla capacità, non sulla capacità, sull'attività complessiva dell'impresa del Nodo Sardegna. È reale questa difficoltà, ed è vera che c'è una certa disattenzione verso il Nord Sardegna. Basta guardare tutto il sistema anche dei finanziamenti verso una città grande come Sassari, la seconda città della Sardegna, eppure i finanziamenti sono molto, molto inferiori. Quindi io credo che la politica tutto questo se lo deve porre, il governo regionale si deve porre questo problema, e naturalmente gli imprenditori però devono essere anche in grado di fare quella lobby di cui parlavo prima. Occorre stare col fiato sul collo sulla politica. E siamo in chiusura di questo speciale dedicato ai 50 anni di Confapi. Il nostro interlocutore, il presidente regionale, di questi anni ne ha vissuto tantissimi. Prima con la responsabilità del settore costruzioni dell'ANIEM, anche vicepresidente nazionale, e adesso con l'impegno del futuro, perché lo slogan di questa manifestazione: siamo stati questi per 50 anni, ma guardiamo con fiducia al futuro. Sì, assolutamente. Intanto è una grande giornata oggi, devo dire anche emozionante, è iniziata molto bene, abbiamo avuto 4 tavole rotonde con tutti i relatori di spicco, di alto profilo. Abbiamo cercato di mettere insieme politica, esperti del settore, ma anche imprese, perché riteniamo che su ogni tema che riguarda poi il PNRR dobbiamo trovare delle linee comuni, quindi un lavoro che porti a delle linee comuni, a una coesione tra gli attori, perché vedete, secondo noi non si può pensare di affrontare il PNRR stando divisi e pensando ognuno di fare la propria strada da solo. Quindi pensiamo che sia fondamentale, quindi confrontiamoci su questo, e credo che noi piccole imprese abbiamo dimostrato, appunto abbiamo fatto 50 anni e sono 50 anni importanti, sono stati molto importanti, un grande passato, ma abbiamo di fronte un grande futuro, una grande sfida che è quella del PNR, però dobbiamo essere tutti uniti e coesi. Oggi ho voluto iniziare questa giornata con la Brigata Sassari, con la banda della Brigata Sassari, che hanno cantato il loro inno che è Forza Varis, e perché lì ci sono dei valori che si esprimono e si trasferiscono, dei valori che sono comuni alle piccole e grandi imprese, alle piccole imprese, e sono quelli appunto dell'abnegazione, dello spirito di sacrificio, della voglia di lottare, mantenendo una forte identità, però pronti a lavorare insieme per i grandi temi. Cosa rappresenta oggi la piccola e media impresa in Sardegna, in percentuale? Ma ormai la piccola impresa in Sardegna conta il 90%, perché
e la piccola è la microazienda, perché c'è molta microazienda. Le grandi industrie, la grande industria in Sardegna, il modello della grande industria ha fallito e ne stiamo pagando ancora lo scotto. Abbiamo territori deturpati, ambienti inquinati e soprattutto grande disoccupazione. Tutto questo non ha permesso che si sviluppasse nel modo giusto la piccola impresa e oggi abbiamo di fronte anche questa sfida, quella di sviluppare la piccola impresa in alternativa a una grande industria che ha lasciato i morti per terra. In questo percorso di Panorama Sardo abbiamo fatto molti incontri, abbiamo visto quali sono le delegazioni che riguardano le varie province, abbiamo incontrato un direttore, Andrea Nomadeddu, che ha lasciato il sindacato in un momento cruciale per venire insieme alla piccola e media impresa. Abbiamo incontrato anche un ex assessore per 5 anni della regione sarda nel comparto dell'industria. Quindi diciamo che i vostri uomini viaggiano dal sindacato ai massimi poteri regionali. Beh sì, comunque il nostro siamo un corpo intermedio tra le imprese e la politica e quindi diciamo si deve confrontare tutti i giorni con la politica. Poi da qui qualcuno è andato in politica e qualcuno dalla politica invece è venuto in associazione. È il caso appunto, come ricordavi, di Andrea Nomadeddu, che è stato un grande direttore, che ha segnato la storia di API Sarda ed è passato dal sindacato a un altro sindacato che è il sindacato delle imprese, il sindacato datoriale, e ha saputo fare e l'ha fatto molto bene. Anche lui appunto ha trasferito quei valori del lavoro e della voglia di darsi sempre da fare, non darsi mai per vinti, l'ha trasferito alle nostre aziende. L'altra di cui ha fatto riferimento Maria Grazia Piras, che invece è stata direttrice di API Sarda a Sassari e poi è stato assessore all'industria e l'ha fatto molto bene perché conosceva le imprese. Ecco, e proprio parlando di Maria Grazia Piras, una donna che è stata ai vertici di API Sarda e poi della regione, parliamo del ruolo che il presidente del piano ha voluto per la donna per i prossimi 50 anni. Ha affidato a Katiuscia Muscas l'impegno di coinvolgere sempre di più la quota rosa nelle vostre associazioni. Sì, allora, intanto è fondamentale. Io poi sono sostenitore della professionalità e dell'abnegazione che hanno veramente le donne, molto spesso molto più degli uomini, cioè sono dei treni, quando si mettono sulle cose vanno molto forte, testa bassa e vanno per risultato. Abbiamo Valeria Fadda che è il mio vicepresidente regionale, che è di Sassari, che sta lavorando molto bene, e appunto adesso abbiamo anche Katiuscia Muscas come presidente del gruppo Donne. Katiuscia, anche lei grosse qualità, è vulcanica, è una trascinatrice, quindi io credo abbiamo bisogno, assolutamente le imprese hanno bisogno di chi anche tiri il carro. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it.
difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nora accoglie le opere di Pinuccio Sciola in un luogo ideale per la scultura ricca di evocazioni ancestrali dell'artista, dove la pietra è stata l'elemento fondante per la costruzione delle civiltà. Le opere di Sciola proposte per l'esposizione hanno in comune la riappropriazione e la promozione delle origini antropologiche, culturali, artistiche e naturali della Sardegna. Una chiave identitaria dove passato e presente si uniscono. In mostra i semi, la più alta sintesi concettuale della sua produzione artistica. Le foglie, piccoli frammenti di pietra incisi da segni e nervature come cadute da alberi giganteschi, dove Sciola elabora il naturale ciclo della vita. Ed infine la città futura, che appare come un mondo urbano contenente il segreto stesso della creazione. Bentornati, in una splendida giornata di sole siamo a Pula presso la fondazione che gestisce gli scavi di Nora. Lo facciamo con Clara Pili perché oggi c'è un evento importante che è l'avvio della stagione turistica. Sì, infatti, grazie, buongiorno a tutti. L'avvio di una stagione molto impegnativa e che ci sta già dando grandi soddisfazioni. Al 30 aprile rispetto all'anno scorso abbiamo un 151% in più come numeri, grazie anche a tutto il lavoro fatto durante la fine del 2022 e l'inizio del 2023. Quindi dei numeri che ci stanno dando ragione e soprattutto nei periodi di bassa stagione, che sono quelli che a noi interessano maggiormente, perché abbiamo un obiettivo che è quello di condiviso col comune, che è quello di aumentare il numero delle presenze, che l'anno scorso si è attestato 80.000, quest'anno vorremmo farlo arrivare a 100.000 presenze, però cercando di non impattare troppo sui mesi che sono già molto pieni, molto carichi, quelli di giugno, luglio, agosto, ma cercando di distribuire l'utenza durante tutto l'arco dell'anno. E diciamo che la prima parte del 2023 ci ha permesso di attuare questa politica e di vedere già i primi risultati. E allora, da questo bel lavoro di numeri non ci resta che andare a conoscere i protagonisti di questa giornata in una chiave identitaria molto forte. Esatto, oggi inauguriamo una mostra a cui abbiamo lavorato tanto insieme alla Fondazione Sciola. La mostra è intitolata Pietra su pietra, memoria litica nel tempo. L'idea alla base del progetto era quella di mettere insieme il passato con, diciamo così, l'arte contemporanea. Quindi la storia del nostro passato con l'arte, diciamo così, dei nostri giorni. Quindi l'idea, diciamo così, di mettere a dialogare la città di Nora, che è una città fondata sulla pietra e con la pietra e che affida alla pietra la testimonianza della sua esistenza, con l'estro artistico creativo di Pinuccio Sciola, che si è espresso anch'esso attraverso la pietra. È una, diciamo così, sperimentazione, nel senso che appunto poi è lasciato, diciamo così, ai visitatori il libero arbitrio, diciamo, di provare sensazioni, impressioni che sono lasciate, insomma, al personalissimo sentire. Nora già dalla primavera è partita con numeri importanti a livello turistico, stanno continuando, vi siete fissati un obiettivo, come ci diceva la direttrice poco fa. Questo obiettivo viene comunque anche caldeggiato da tutto quello che è il vostro indotto, state facendo un ottimo lavoro. Allora, noi devo dire siamo in fase di avvio, la Fondazione è in fase di avvio, ha ricevuto dal Comune di Pula, che è insomma il nostro, diciamo così, socio fondatore, un preciso mandato e quindi all'interno, diciamo così, degli obiettivi che dobbiamo raggiungere comunque entro l'anno ci sarà quello dell'incremento delle visite, si pensa di arrivare a circa 100.000 presenze, ma io credo che insomma con questo trend probabilmente lo supereremo pure. Siamo pronti per un'altra stagione straordinaria? Sì, siamo pronti per una stagione straordinaria con degli elementi, diciamo, aggiuntivi per il nostro turismo, che quindi noi ci teniamo tantissimo sul turismo culturale, quindi aspetti innovativi sulla fruizione del sito archeologico di Nora, e questo grazie anche alla sensibilità della soprintendenza. Un sito che non deve essere solo limitato alla visita del sito archeologico, ma bensì un sito dove si respira la cultura nell'accezione più aperta della parola.
quindi mostre, rappresentazioni teatrali, rappresentazioni letterarie e così via. Voi ospiterete anche Notte dei Poeti, che è un festival consolidato, nei giorni scorsi c'è stata la presentazione. Pula il mare, la cultura, l'archeologia, cosa manca? Beh, diciamo che Pula, non voglio essere io a dirlo, ma Pula c'ha tutto, perché comunque c'ha il mare, c'ha un patrimonio storico-culturale importantissimo e poi c'è da ricordare che c'è anche gli aspetti naturalistici col Parco del Guturumanu, quindi veramente tutto. Dottoressa, quanto è importante e quante sono importanti le collaborazioni e le connessioni per eventi come questi? La soprintendenza ha accolto con grande interesse questa richiesta, che credo sia la prima almeno da diverso tempo all'interno dell'area archeologica di Nora. Sono molto importanti proprio anche per dare il giusto messaggio di un sito archeologico che non è ancorato soltanto al passato, ma che è vivo ed è innanzitutto un luogo della cultura in cui dialogano anche aspetti culturali differenti che vengono enfatizzati e che arricchiscono tutti quanti noi. Le posso chiedere lo stato di salute di questo sito, se possiamo dire così? Allora la situazione di Nora, come di molti siti archeologici, è estremamente delicata e qui enfatizzata anche da un contesto che è quello che lo arricchisce, cioè l'essere un promontorio nel mare, ma sicuramente rende la conservazione molto più complessa, ma l'impegno della soprintendenza, del Ministero, del Comune è sempre molto alto con progetti di conservazione, di manutenzione e restauro continuo per poter preservare e trasmettere ai posteri questo importante tesoro. Noi come direzione che si occupa di beni culturali e quindi di cultura ma anche di spettacolo, di sport, tendiamo proprio a valorizzare i nostri attrattori, quindi l'impegno dell'assessorato è da un lato a consentire che questi siti possano essere aperti tutti i giorni per 365 giorni all'anno e dall'altro anche valorizzare sempre di più. Un lavoro che deve essere fatto a 360 gradi per un'isola che sta sempre di più fortemente cercando di incrementare le stagioni spalla. Sì, certo, diciamo che noi non dobbiamo puntare sull'estate ma dobbiamo puntare sulla stagione spalla, quindi dobbiamo sulla primavera, sull'autunno e perché no anche sull'inverno. Noi, anche figli e eredi di Pinuccio, diciamo che ci riteniamo custodi, sia noi che anche la fondazione, tutte le istituzioni che preservano il nostro patrimonio identitario sono custodi di un passato che diventa futuro e che sarà per sempre il futuro della nostra identità. La pietra, la memoria litica, la voce che poi Pinuccio ha liberato. Essere qua è un grandissimo onore, anche perché per la prima volta lo spazio archeologico ospita delle opere contemporanee, quindi dal passato guardiamo verso al futuro in una eredità che sarà quella dei nostri nipoti. Babbo Pinuccio diceva sempre che la Sardegna è la più bella scultura al centro del Mediterraneo, è un ecomuseo unico al mondo e mi piacerà pensare che i visitatori potranno qua camminare e perdersi tra le pietre che raccontano della nostra identità e ritrovare anche tracce di una contemporaneità e di un futuro nei semi della pace, nelle foglie e in questa città che richiama proprio tutto, dalle nostre origini al nostro futuro, quindi è un grande onore, grazie mille. Maria, quando abbiamo avuto la possibilità in tempi non sospetti di ascoltare Pinuccio Sciola, lui non faceva altro che raccontarci le voci che le pietre, con la differenza non solo di forme ma soprattutto di contenuto, quindi dall'acqua, dal fuoco, dalla terra e dallo spazio, era sempre un qualcosa di ancestrale. Questo sta continuando perché è giusto fare questi eventi, ma è ancora più giusto avere una forte identità in una chiave di appartenenza.
Assolutamente sì, la produzione di Pinuccio è finita con lui, è protetta, però quello che prosegue sono appunto le esposizioni, ma anche lo studio di quella voce, di quel suono delle pietre che paradossalmente hanno dei non semi ma microtoni che non ritroviamo in altri strumenti convenzionali, ma che ritroviamo nei suoni dello spazio. Quindi è tutto circolare, quando il sole è arrivato sulla terra la pietra era già qua e quello che lui ha liberato era proprio un suono rinchiuso da migliaia e migliaia di anni, e chissà se un giorno fra 50-100 anni noi riuscissimo ad interpretare questa voce della pietra e scoprire quanti veramente segreti sono nascosti anche qua in questo luogo fantastico. Continuiamo su questa linea, assolutamente. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com.
buonasera, buonasera telespettatori di Panorama Sardo, e nei nostri percorsi in Sardegna siamo arrivati a Sardara, a Sardegna Termale. Abbiamo qui Francesco Soddu, il maître della struttura. Soddu, cosa sta succedendo? Sta succedendo che si inizia la stagione con una serata all'insegna del blues qui a Sardegna Termale. Assolutamente sì, noi siamo una struttura in pieno sviluppo. Apriamo la nostra stagione estiva con una grigliata dove ci sono anche la degustazione dei noti vini di Giba, quindi un buon Seimura, un Carignano superiore, un Carignano classico e un Vermentino Giba. Questa per noi è solo l'inizio di una serie di grigliate all'aperto dove, come vedete, la gente apprezza e fa piacere venire sotto le stelle a fare anche un bagno dopo una grigliata. Abbiamo visto che ci sono gli ospiti della struttura, ma anche avventori che arrivano da Cagliari e dalla provincia perché hanno risposto al vostro invito, quello di poter passare una serata all'insegna della buona musica, del buon cibo e soprattutto sotto le stelle. Assolutamente sì, abbiamo clienti e ospiti da tutta la Sardegna e non solo, anche molti stranieri. Ripeto, noi siamo molto contenti di accoglierli, ci stiamo attrezzando giorno dopo giorno anche con la costruzione di 2 nuove piscine, appunto per accogliere più ospiti, per far sì che la gente sia contenta e felice e si rilassi allo stesso tempo dentro la nostra struttura. Soddu, nei nostri percorsi incontriamo tante maestranze e tante risorse umane che hanno dei lavori strategici. Il maître in questo momento è un lavoro che sta sempre di più vicino alla scelta dei clienti. Il maître in questo momento è non solo accogliere i clienti e servire una pietanza. Il maître deve essere anche in grado di capire il cliente, farlo star bene in una sala, accoglierlo, farlo rilassare e farlo tornare. Questo è molto importante. Al giorno d'oggi molti non si riesce a trovare il personale perché vengono spaventati da questo tipo di lavoro, ma non è vero, è un lavoro affascinante, spettacolare, che bisognerebbe farlo apprezzare anche nelle scuole alberghiere di tutta la parte sud della Sardegna soprattutto, perché la parte nord è molto capace e preparata per insegnare ai propri alunni. Io vengo da una scuola della Costa Smeralda dove ho girato i migliori hotel, i migliori ristoranti, ne cito qualcuno: Gianni Petrinelli, il Tanita, Poltocuatu, non voglio nominare anche strutture alberghiere. Arrivando in questa struttura mi sono trovato in una situazione dove l'amministrazione mi ha chiesto e mi ha dato stimoli. Questi stimoli stanno andando avanti, loro mi stanno accontentando e ciò fa sì che tutto vada nel verso giusto. E allora non ci resta che goderci la serata all'insegna dei vini della cantina Giba, una cantina tutto sommato posizionata su un territorio che dà non solo storicità ma qualità alla nostra Sardegna vitivinicola. Assolutamente sì, è un'ottima cantina che ha, diciamo, una storia pressappoco come la nostra, una rinascita acquisita poi dal dottor Gianirde, ha avuto un grande sviluppo, anche quest'estate è stato un bel premio al Wine Festival a Portocervo, dove sono stati riconosciuti come miglior vino in Seimura. Quindi noi siamo molto contenti di ospitarli e di far conoscere ai nostri ospiti questo tipo di prodotto.
E allora, sulle note questa musica blues qui a Sardara, Sardegna Termale, incontriamo il protagonista della serata con le grigliate, la cantina di Giba. Lo facciamo con Andrew. Cantina di Giba, una cantina del Sulcis Ingrediente che rappresenta la nostra Sardegna. Sì, siamo una piccola cantina privata nel cuore del Sulcis, prevalentemente lavoriamo il carignano e poi facciamo anche un po' di vermentino, molto tipico anche in tutta la Sardegna, però nella nostra zona ha un tocco di calore, un stile un po' diverso. Io storicamente so che voi, lei in particolare, ha preso a cuore questa azienda, l'ha tenuta in piedi e oggi le soddisfazioni arrivano anche con dei premi. Sì, vabbè, qualche riconoscimento arriva, siamo sempre grati perché essendo un'aziendina piccola tutte queste cose arrivano, penso, perché ce le meritiamo e sì, alla fine diciamo, è molto gratificante che il duro lavoro alla fine venga apprezzato da altri. Andrew, serate come queste servono non solo a degustare ma a trasportare. Anche qui stasera a Sardegna Termale ci sono tanti turisti ma anche tanti sardi, e quindi è un'occasione in più per far non solo degustare un vino ma far conoscere aziende nuove. Sì, infatti si fa soprattutto per quello. Noi, ripeto, siamo sempre una piccola azienda, quindi le possibilità di farci conoscere sono poche. Queste sono occasioni molto importanti dove poi far assaggiare la gente, far conoscere l'azienda alla gente anche di persona, essendoci io qua, diciamo che la presentazione è sempre molto più facile ed è importante fare queste cose un po' per farci conoscere dai sardi, che per noi è una grande soddisfazione, ma anche dalle persone che vengono da fuori, che magari cercano i prodotti tipici validi, eccoci qua. Allora, prima di lasciarla ai tanti avventori che si stanno avvicinando alle sue bottiglie e al suo vino, le chiedo, lei non è sardo, però lo è diventato d'adozione, ha fatto una scelta. Sì, vabbè, è stata un po' una scelta di vita fatta per diversi motivi. Sì, io sono spagnolo, di origine, sono nato in Spagna, ho fatto tutta una parte della mia vita lì, poi abbiamo deciso di trasferirci qua per diversi motivi, di famiglia, di lavoro. È vero che è una scelta un po' azzardata, tutti mi chiedono come mai sei venuto, però fatta con le premesse giuste è una scelta anche azzeccata, quindi stiamo provando. E allora, con queste prove che poi diventano delle certezze, ci godiamo le immagini del nostro Antonio Carta e la musica del maestro Greco. Aggiunge un posto al tavolo, una proposta di legge con 22 articoli che vede la CISL grande protagonista. Sì, aggiunge un posto al tavolo. È al tavolo per firmare la petizione popolare con la quale la CISL raccoglie, o si pone l'obiettivo di raccogliere almeno 500.000 firme per rendere valido il progetto di legge che è stato depositato alla Camera e al Senato relativamente a una
proposta che prevede la partecipazione dei lavoratori in maniera più attiva anche nei consigli di amministrazione delle aziende, quindi come prevede l'articolo 46 della Costituzione, partecipare laddove avvengono anche le decisioni delle aziende, una modalità più come dire, partecipata dei lavoratori alla vita delle aziende. Quali sono i punti più importanti di questi 22 articoli? Ma i punti più importanti sono i poteri consultivi, oltre che ovviamente alla partecipazione azionaria, la partecipazione anche agli utili e ai dividendi dell'azienda da parte dei lavoratori, cosa che già avviene nel nostro ordinamento, pensiamo agli accordi importanti su salari di produttività, a ciò che appartiene alla detassazione, gli aspetti collegati alla sicurezza del lavoro, alla salute dei lavoratori, quindi tutti ambiti ovviamente che sono nella legislazione una parte, diciamo così, della partecipazione attualmente presente nel nostro ordinamento e nei contratti. Questa è una spinta ulteriore che va più avanti, che per esempio consente ai lavoratori di incidere sulle scelte più fondamentali delle aziende, per esempio se delocalizzare o meno un'attività, quali investimenti fare, quali privilegiare, quali professionalità, quali come dire, elementi di formazione del personale mettere in campo più innovativi per seguire i filoni di attività più importanti. In una parola, partecipare alle decisioni. Questo è un aspetto molto importante e fondamentale perché garantisce ai lavoratori un ruolo attivo nella vita delle aziende e restituisce poi il valore costituzionale del lavoro così ben declinato nella nostra Costituzione. La scorsa settimana è stato presentato il rapporto Krenos, un bagno di sangue, e si è acceso un confronto fra i due rettori degli Atenei sardi. Chi dice che è troppo rigoroso e chi dice invece che rispetta la piena realtà. Cosa ne pensa il segretario generale della CISL? Ma gli osservatori si occupano di numeri. La lettura che poi viene data dei numeri può avere diverse sfaccettature dal punto di vista politico e ovviamente implica anche talvolta delle responsabilità oggettive e talvolta delle responsabilità politiche più soggettive. Credo che nel lavoro degli osservatori bisogna staccarsi un po' da giudizi di questo genere e guardare i numeri per quelli che sono. Per esempio in Sardegna il 96,5% delle imprese sono sotto i 10 dipendenti, quindi questo è un elemento di fortissima debolezza, visto che stiamo parlando di partecipazione del nostro sistema delle imprese. Ecco, un elemento come questo, una proposta come questa può per esempio favorire non solo forme di aggregazione, ma soprattutto le forme di partecipazione possono rendere le imprese più solide dal punto di vista economico e finanziario, ma soprattutto rispetto alle scelte e all'ecosistema, diciamo, imprenditoriale o comunque sociale e produttivo che serve per creare valore, per creare lavoro. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.